Colleghi, riprendiamo posto e riprendiamo aula. Ringrazio sia gli assessori Dagnino e Turano che i colleghi che hanno lavorato durante questo tempo per fare una sintesi. All'interno dei vostri tablet troverete l'emendamento Bill 18 che prendo pure io, emendamento Bill 18 che lo troverete all'interno della cartella fuori sacco. Emendamento Bill 18. Naturalmente chiedo all'onorevole Giambona di ritirare gli emendamenti a sua firma. Onorevole Giambona. Com'è? Allora, l'emendamento Bill 18 lo trovate all'interno della cartella fuori sacco. Se volete lo spiega onorevole Giambona. Lei ovviamente, assessore Turano, lo può spiegare il Bill 18, quello che avete realizzato? Prego, assessore. È un ulteriore incremento di un capitolo di bilancio i cui destinatari sono le scuole pubbliche della Regione Siciliana per gli interventi di piccola manutenzione. Spesso capita che dinanzi alla impossibilità da parte dei dirigenti scolastici di ricorrere all'ausilio del legittimo proprietario del bene, cioè della provincia o del comune, per piccoli interventi, ricorrono alla Regione. Gli stiamo dando la possibilità di realizzare questi interventi. Grazie. Onorevole Giambona, ritira i suoi emendamenti rispetto... Sì, prego. Prego. Presidente, abbiamo nel corso della sospensione lungamente appunto discusso con l'assessore Turano e con i dirigenti del suo assessorato. E da questo confronto sono emerse alcuni aspetti, alcune valutazioni per certi versi comuni, per altri versi non concordi. Allora, l'assessore Turano intanto ci ha comunicato che alcune dei programmi che nella legge di bilancio e nello specifico che hanno a riferimento l'istruzione e il diritto allo studio sarebbero coperti attraverso risorse extraregionali. E che queste risorse extraregionali sarebbero bastevoli per coprire tutti gli interventi. Ricevo comunque da diversi amministratori di comunità siciliane delle segnalazioni che in effetti quelli che sono gli interventi a cui fa riferimento l'assessore Turano non sono stati oggetto di copertura. Del resto, l'emendamento proposto dalla collega Schillaci, trattato un'oretta fa, va proprio in questa direzione, proprio nell'intendimento di coprire tutte quelle istanze presentate dagli amministratori che hanno nei loro territori delle scuole che necessitano di interventi di manutenzione. Vado poi alla questione borse di studio. Borse di studio, l'assessore Turano ha preso un impegno che vorrei esplicitasse a tutti i colleghi, anche a chi ci segue attraverso gli strumenti messi a disposizione. Ieri, ribadisco, gli studenti sono scesi in piazza con una preoccupazione. La preoccupazione di non avere la possibilità in tempi rapidi di ottenere le borse di studio sacrosante previste dal diritto allo studio. Questa manovra di bilancio prevede un taglio nelle tabelle. L'assessore ci dice
che le risorse per le borse di studio sarebbero coperte attraverso appunto forme di finanziamento extraregionale. E allora, siccome il tema non è solamente, Assessore Turano, la completa copertura di coloro che sono idonei affinché diventino assegnatari, ma anche la tempistica entro cui ottenere le borse di studio. Non può avvenire come è accaduto negli anni passati, dove le borse di studio sono state erogate ad anno inoltrato, in alcuni casi ad anno concluso. Questo non permette ai studenti che sono meritevoli, agli studenti che hanno delle difficoltà economiche, in alcuni casi di proseguire gli studi. Molti ragazzi sono costretti a rinunciare agli studi. Ci sono ragazzi che provengono anche da altre regioni, che si erano trasferite qui in Sicilia e che di fronte all'impossibilità di avere in tempi rapidi le borse di studio hanno deciso di rinunciare. E allora io vorrei, al netto di quella che è la proposta sulla emendativa di cui abbiamo discusso poc'anzi, anche delle garanzie da parte dell'assessore Turano, garanzie che qui rende a tutti, che verranno finanziati tutti gli interventi di riqualificazione di edilizia scolastica, e B, che relativamente alle borse di studio degli studenti universitari, che ricordo solamente per la provincia di Palermo le richieste sono 17.000 e ad oggi mi arrivano notizie che solamente il 45% in prima battuta verranno finanziate. Allora vorrei conferma che sulle borse di studio la riprogrammazione di cui mi ha detto lei dei fondi extraregionali dia risposte nell'immediato. Non è ammissibile che il pagamento delle borse di studio arrivi ad anno inoltrato o in alcuni casi ad anno concluso. Grazie. Grazie onorevole Giambona. Assessore, un attimo onorevole Schillaci, anche io dico, io mi unisco, perché anche io ho incontrato ieri una delegazione degli studenti universitari ed è chiaro che la cosa che facevano maggiormente notare, oltre a quello che ha detto l'onorevole Giambona, è la tempistica, perché è chiaro che sulla tempistica di riprogrammazione noi rischiamo, se la tempistica è troppo lunga, che poi gli studenti universitari non vanno più nelle università siciliane, ma magari vanno in altre regioni dove poi riescono a prendere le borse di studio. Prego, Assessore Turano, se su questa cosa può darci dei chiarimenti. Esaustive all'Aula, però voglio pure che nascesse quel rapporto di reciproca collaborazione con l'Aula per capire che problemi affrontiamo, perché se la Regione siciliana e l'Assemblea regionale si deve fare carico pure di un intervento perché nella scuola si rompe un vetro o non funziona una maniglia, me lo dite e noi lo facciamo, ma non è questo il nostro ruolo. Un discorso è la strategia di poter realizzare nelle città della regione siciliana interventi per palestre, per mense, per l'ammodernamento degli edifici, per la costruzione degli edifici. Un discorso è intervenire perché si rompe in un giorno l'ascensore e il sindaco non interviene. Io questo lo faccio e mi state mettendo delle risorse per poterlo fare, però non è un modo onorevole Catanzaro, non è un modo, sto parlando con lei, non è un modo di programmare le risorse. Lo dico serenamente. L'incremento del capitolo che hanno chiesto i colleghi per la piccola manutenzione noi lo stiamo facendo e saremo, come dire, attenti a tutte le richieste che vengono. Pur tuttavia la programmazione, ora ci arrivo sulle borse di studio, onorevole Giammona, lei mi ha chiesto poi sulle borse di studio. Le borse di studio ripetite, no, perché altrimenti l'onorevole Chinici mi guarda con gli occhi, io non mi avventuro in frasi latine, no. Assessore Turano. Allora, no, l'altra volta ho sbagliato e lei mi ha corretto, quindi mi ha messo in soggezione. Detto questo, sulle borse di studio
Noi l'anno scorso abbiamo pagato il 100% delle richieste che sono pervenute. 2 anni fa e 3 anni fa abbiamo continuato a pagare il 100%. Quest'anno, in termini di riprogrammazione, tra le risorse del FIRS, le risorse del fondo del PNRR e le risorse del Fondo Sociale Europeo, che abbiamo già riprogrammato e che sono state accettate dalla Commissione Europea, ripagheremo il 100%. Siamo andati oltre, abbiamo anche aggiornato il dato dell'ISEE, che non è una cosa che fa la Regione, che spetta al Ministero, ed è probabile, con quel dato che può cambiare, che forse possa arrivare qualche richiesta in più, ma oggi non lo sappiamo. Io so che diciamo, tra virgolette, bocce ferme, in termini di programmazione, raggiungeremo l'obiettivo che abbiamo già raggiunto negli anni precedenti. Questa è una rassicurazione che do agli studenti e che do a tutti. Per il resto, onorevole Giambona, senza nessuna pena polemica, se qualche amministratore la chiama per dire che si è rotto il vetro della scuola, dica di ripararlo, poi la Regione lo farà di buon grado. Allora, un attimo, c'è l'intervento dell'onorevole Schillaci, poi dell'onorevole Catanzaro. Onorevole Sunzeri, anche lei voleva intervenire? No, quindi solo Schillaci e Catanzaro e poi votiamo. Grazie Presidente. Assessore, lo capiamo bene che per le piccole manutenzioni non se ne occupa la Regione, perché ci sono le competenze sono dei comuni e delle province. Però, Assessore, la politica deve arrivare lì dove ci sono delle deficienze. Quindi la ringraziamo per la sensibilità che ha avuta nel rimpinguare il capitolo per le piccole manutenzioni e per quanto attiene le borse di studio. I ragazzi che abbiamo incontrato ieri ci chiedono una tempistica molto più veloce rispetto a quella che si è avuta fino ad oggi. Quindi, caro Assessore, noi opposizioni ci mettiamo a disposizione. Assessore, parlo con lei, ci dica lei, vuole che abbiamo fiato sul collo sull'assessorato per quanto attiene, ci dica lei cosa dobbiamo fare, perché noi lo faremo, avremo fiato sul collo sull'assessorato. Ci dica cosa occorre una cabina di regia, occorre un'assistenza tecnica particolare per risolvere il problema, ci dica cosa occorre, però noi non possiamo trattare i nostri studenti universitari così come sono stati trattati finora, perché nelle altre regioni tutto questo non avviene. Onorevole Catanzaro, prego. Sì, grazie Presidente. Io non volevo nemmeno intervenire perché sono intervenuti i miei colleghi su questo argomento del gruppo del Partito Democratico e secondo me gli interventi sono stati abbastanza caratterizzati rispetto alle richieste. Però dopo le parole dell'assessore Turano che oltre ad essere assessore alla pubblica istruzione arriva in aula da professore, non si capisce se di università o di scuola superiore, è chiaro che bisogna intervenire, perché il suo intervento di 1 minuto cercando di spiegare all'Aula quello che sono le competenze che lui come assessore all'istruzione deve svolgere, è chiaro che ci fa piacere, ma anche noi lo sappiamo e secondo me lui deve farsi anche una sua domanda, perché è chiaro che noi sappiamo quali sono le sue competenze, ma se oggi ci troviamo a discutere di somme che ovviamente vengono tolte rispetto all'istruzione e ovviamente ci ritroviamo anche a parlare di un argomento, Assessore Turano, e tu lo sai, che si ripete nel tempo, quindi è un argomento quasi machiavellico, quello del diritto allo studio, perché è un argomento che non è soltanto un argomento di quest'anno, è un argomento che è accaduto l'anno precedente, è un argomento che è accaduto l'anno precedente ancora. Noi quello che ti chiediamo, Assessore Turano, al di là di quello che è stato l'ultimo intervento del collega Giambona
rispetto all'impegno che tu possa prendere in quest'Aula. È quello che ti diciamo, perché domani che si riunisce il comitato di sorveglianza, Assessore Turano, spero che mi stia ascoltando, devi fare in modo che le borse di studio vengano, come dire, erogate a tutti gli studenti, perché non solo ieri, ma sono in stato di agitazione tutti coloro i quali, e l'ho detto anche ieri, dicendo che molti studenti hanno la non possibilità di poter studiare e avere un qualcosa di supporto proprio per poter proseguire gli studi. Allora, Assessore Turano, tu ci devi dire qua in quest'Aula, dico, te l'ha detto il collega Giambona, te l'hanno detto i colleghi di Pasquale, chi è intervenuto, ci devi dire in quest'Aula quello che hai in mente di fare per il diritto allo studio e per tutto quello che è l'istruzione, perché è dentro quest'Aula che noi dobbiamo comprendere qual è la tua idea di istruzione. E dici bene quando dici noi dobbiamo programmare, però ad oggi, io lo dico sempre, vi state classificando come un governo per approssimazione e solo per sopperire alle emergenze. Quindi è chiaro e doveroso che noi vi chiediamo quello che voi avete in mente di fare su tutto quello che riguarda l'istruzione e soprattutto sul diritto allo studio. Grazie onorevole Catanzaro. Ho gli interventi dell'onorevole Marano, Lombardo e Spada. Poi vi chiedo, colleghi, se possiamo votare e ovviamente all'onorevole Giambona di ritirare gli emendamenti. Prego, onorevole Marano. Grazie Presidente. Assessore Turano, quando finisce di parlare al telefono comincio. Onorevole Marano, prego, no. Si rivolga alla Presidenza. Assessore, ogni anno vanno via dalla nostra isola circa quasi 10.000 giovani laureati ed è un problema che bisognerebbe affrontare, no? Se ne vanno quasi 10.000 giovani laureati. Il tema delle borse di studio viene a monte, cioè evitiamo almeno di fare andare i giovani prima che si laureano, cioè non portiamoli a dover scegliere università fuori in regioni che chiaramente sono più accoglienti rispetto a quello che è il tema del diritto allo studio. Oggi in aula ci sono un gruppo, una delegazione di giovani universitari dell'Università di Palermo che ieri abbiamo incontrato insieme al vicepresidente Di Paola. Quello che voglio dire io, Assessore Turano, se mi ascolta, sarebbe auspicabile sicuramente di rendere costante e certo nel tempo quello dell'erogazione delle borse di studio e sicuramente sarebbe auspicabile, magari non facendo tutto in questa legge di stabilità, ma sarebbe auspicabile attingere ai fondi della legge di stabilità e non magari dei fondi europei. Non tutto insieme, ma nel tempo si potrebbe provvedere sistematicamente in questo senso. Grazie Assessore e Presidente. Grazie onorevole Marano. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Lombardo. Prego, onorevole. Assessore Dagnino, se mi può dare 3 secondi di attenzione ai colleghi qua, perché se no non la vedo, Presidente. Colleghi, cortesemente dal corridoio, colleghi, non mi fate... Non vedo l'assessore Dagnino. Se vi potete spostare dal corridoio. Prego, onorevole Lombardo, comunque... Assessore, 2 minuti di attenzione gentilmente. Poco fa c'era un emendamento della collega Schillaci che dava copertura all'emendamento per la spesa di 3 milioni di euro con il capitolo 215733. C'era il parere contrario della Commissione, parere contrario del Governo, quindi noi abbiamo ritenuto che non c'era disponibilità se c'è il parere contrario. Adesso sto vedendo che c'è un emendamento di 500 migliaia di lire, quindi 500.000 euro, proposto dal Governo, quindi vuol dire che sul 2157 c'è disponibilità. Il 215733
assessore, per il 2026 ha uno stanziamento di 951 milioni di euro, per il 2027 di 272 milioni di euro e per il 2028 di 2 miliardi e 318 milioni di euro. Il capitolo, così chi ci ascolta può anche capire un po' di cosa stiamo parlando, è il fondo di accantonamento risorse da destinare con legge di stabilità regionale. Io le chiedo, su questo capitolo, sulla legge di stabilità 2026, cosa abbiamo già destinato, per capire quanto ancora c'è, e sicuramente ci sarà molto, e per capire l'Aula cosa può fare, Assessore. Le chiedo questo per avere una risposta precisa e puntuale su quanto già è stato destinato su questo capitolo o su quanto si può destinare di questi 951 milioni di euro per il 2026. Grazie. Colleghi, prima di dare la parola all'onorevole Spada, solo per ricordarvi una cosa, che se non c'è copertura l'emendamento viene dichiarato inammissibile. Se invece la copertura c'è e c'è il parere contrario della Commissione e del Governo, comunque la votazione può essere fatta, si mette in votazione e poi l'Aula è sovrana. Onorevole Spada, prego. Ma intanto di quale emendamento parliamo? Sì, Presidente, intervengo semplicemente per riconfermare l'impegno che insieme al capogruppo e a tutto il Partito Democratico abbiamo portato avanti anche quest'anno a sostegno degli studenti universitari. Con l'assessore Turano, 2 anni fa, grazie alla sollecitazione degli studenti che sono anche qui presenti oggi, abbiamo trovato una soluzione ad una questione annosa che interessava la nostra regione, ovvero la non copertura integrale delle borse di studio. In Sicilia, a differenza di altre regioni, ci sono i cosiddetti idonei non vincitori, ovvero coloro i quali sono e hanno il diritto di ricevere la borsa di studio, ma che a causa delle esigue risorse non la ricevono. Fortunatamente siamo riusciti a sbloccare questi fondi del FSE 2 anni fa che sono riusciti a coprire il 100% delle borse di studio. Quest'anno si ripresenta nuovamente il problema. Allora prendiamo per buone le parole pronunciate dall'assessore Turano, che ci ha detto di una riunione della cabina di regia che si svolgerà domani per definire appunto l'impegno di queste risorse. Siccome però non ci vogliamo soffermare sull'impegno verbale che ha preso l'assessore qui in quest'Aula oggi, diamo appuntamento domani agli studenti e all'assessore per concretizzare, così come fatto 2 anni fa, nuovamente questa iniziativa. Quindi, Assessore Turano, se lei ci dà la disponibilità, domani insieme agli studenti... Domani, ma l'assessore è collegato in questo momento sicuramente con la cabina di regia per dire loro di mettere i soldi, perché così domani noi ci riuniremo con gli studenti. Quindi, Presidente, però se l'assessore Turano mi fa un cenno e mi dà conferma, perché sennò poi lei lo sa, io mi trasformo e divento meno democratico di infatti quello andiamo che, a chiusura di intervento e sono. poi l'onorevole Turano. No, Assessore Turano, semplicemente per avere un cenno della sua disponibilità nell'incontrare domani insieme a noi gli studenti e comunicare loro a margine della riunione con la cabina di regia che anche per i prossimi anni saranno garantite le risorse che abbiamo stanziato negli ultimi 2. Grazie. Grazie onorevole Spada. A questo punto, colleghi, chiedo all'onorevole Giambona di ritirare gli emendamenti. Quindi gli emendamenti sono... Posso, Presidente? Prego, onorevole Molto Giambona. velocemente, l'assessore Turano credo che abbia fatto un cenno positivo circa la disponibilità di incontrare gli studenti affinché questa programmazione sia concreta e dia la possibilità quanto prima possibile a tutti gli idonei aventi diritto alle borse di studio di essere anche assegnatari. Quindi do per buono l'impegno dell'assessore Turano, non riprendo quelli che sono stati gli interventi fatti poc'anzi e le argomentazioni. Rappresento però un tema, possiamo rivedere l'emendamento, ma l'assessore Turano, come tutto il governo, è stato reticente su una questione che io ho rappresentato,
ovvero la volontà di incrementare, perché le tabelle questo prevedono, le risorse per la scuola privata, che da 7 milioni e mezzo di euro aumentano a 11 milioni di euro. Su questo l'assessore e il governo non hanno dato una risposta. Lei, assessore, è reticente, come chi il Presidente della Regione fino a questo momento è stato. Quindi io credo che da questo punto di vista, siccome noi del Partito Democratico abbiamo una visione chiara, netta, di come debba essere sostenuta la scuola pubblica italiana, quella siciliana, nelle difficoltà in cui versa, riteniamo che su questo tema noi porteremo avanti la nostra battaglia, difendendo la nostra posizione, e quando sarà il momento e quando arriveremo alle tabelle difenderemo strenuamente la nostra ideologia. Anzi, prima ancora di arrivarci, io chiedo all'assessore Turano di confrontarsi col Presidente della Regione affinché venga rivista questa posizione, che per noi è assolutamente inaccettabile. Grazie onorevole Giambona, quindi gli emendamenti sono ritirati, la ringrazio. Mettiamo in votazione l'emendamento Bill 18 con il parere favorevole della Commissione Bilancio e il parere favorevole del Governo. Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi. L'emendamento Bill 18 è approvato. Colleghi, andiamo all'emendamento Bill 14, che è tra quelli accantonati del Governo. Lo riprendo pure io. Bill 14, che è un emendamento del Governo. Bill 14, no, c'è, è a pagina, è nel fascicolo, era accantonato, è nel fascicolo a pagina 35. Pagina 35, Bill 14, lo pongo in votazione col parere. L'abbiamo già spiegato, onorevole De Luca, era un emendamento accantonato, aveva già il parere favorevole della Commissione e del Governo. No. Prego, intervenga, onorevole assessore, prego, intervenga lei. Presidente, poc'anzi abbiamo onorevole Cracolici, la ringrazio per i suggerimenti. Poc'anzi abbiamo sospeso la seduta proprio su questo emendamento, io avevo chiesto di poterlo illustrare. Non è un finanziamento in favore delle scuole private, è un finanziamento per le sezioni primavera, cioè i bambini da 3 a 6 anni. Stiamo intervenendo soltanto per garantire il funzionamento delle sezioni primavera, voglio essere chiaro. Poi sulle scuole private, quando tratteremo l'argomento, dirò come la penso. Prego, onorevole De Luca. Grazie, ma mi scusi, però forse Assessore Turano, proprio perché sulle sezioni primavera e su quelle prima infanzia si è da ultimo creato, però ascolti, Presidente Di Paola, manca questo colleghi, sì. Io capisco, no, però... No, io attendo appena l'assessore Turano finisce di fare... Ma parlaci quando non c'è, sospenda l'aula il tempo che si confronta con gli uffici, perché è scandaloso. Assessore Dagnino, nel frattempo lei voleva dare una risposta rispetto alla richiesta fatta dall'onorevole Lombardo, perché aveva una richiesta specifica. Se nel frattempo lei... Sì, prego. Grazie. Onorevoli deputati, il capitolo menzionato poc'anzi, il 215733, è un capitolo di natura tecnica nel quale vanno a confluire le risorse del bilancio per finanziare la legge di stabilità. Quindi per questo lei trova quegli importi, perché sono destinati a finanziare l'intero valore della legge di stabilità. Chiaro? Ora, le somme che alimentano questo capitolo sono sempre a valere sul totale delle disponibilità del bilancio regionale. Qui lei trova quegli importi che sono gli importi dell'intero bilancio regionale. All'atto pratico vi confermo che
sul 2027 non c'è disponibilità di fondi globali, quindi ovviamente tenuto conto delle misure che sono contenute nel disegno di legge esitato dalla Commissione. Questo significa che ogni euro che noi andiamo a mettere sul bilancio, come è avvenuto con l'emendamento dell'onorevole Schillaci e con questi ulteriori 500.000 euro, sarà una riduzione di pari importo dei valori della legge di stabilità. Quindi alimentare un capitolo di bilancio sul 27 per un solo euro comporta una riduzione di pari importo dalla legge di stabilità. Questo per quanto riguarda il 2027. I 500.000 euro per i quali abbiamo dato copertura, nel senso che la copertura formalmente c'è sul fondo, però a condizione che si riduca la legge di stabilità per il 27. Sul 26 invece il problema non si pone, quindi quei 500.000 euro per i quali abbiamo dato parere favorevole del Governo per la manutenzione delle scuole giocano sul 26, dove invece la disponibilità sui fondi globali è ancora sufficiente per nuovi ulteriori interventi. Quindi questa è la spiegazione di carattere tecnico. Grazie. Grazie Assessore Dagnino. Un attimo colleghi, perché altrimenti il dibattito... Vi faccio intervenire, però dico con ordine. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Sunseri e poi interviene l'onorevole De Luca e poi a fine interventi c'è l'assessore che replica e poi mettiamo in votazione l'emendamento, perché altrimenti diventa un dibattito continuo. Prego onorevole Sunseri. Onorevole De Luca, se può... Prego onorevole Sunseri. Grazie Presidente. Allora, intanto una precisazione: a me oggi veramente mi sembra di essere al primo giorno di scuola e in questo caso ci sta tutto. Allora, intanto Assessore, le do un'informazione: le sezioni primavera vanno dai 2 ai 3 anni, non è dai 3 ai 6 anni. Allora, poi seconda cosa, quindi probabilmente stiamo parlando di una cosa che non sappiamo nemmeno. Seconda, il Dipartimento non è istruzione, il Dipartimento è famiglia, quindi ci dovrebbe essere il Presidente della Regione, visto che l'assessore non ce l'abbiamo e le funzioni lo fa il Presidente della Regione. Ma prendiamo per buono che parla l'assessore al bilancio. La domanda che hanno posto i colleghi precedentemente fa riferimento per l'ennesima volta alla differenza tra pubblico e privato. Non è che fa differenza tra sezioni primavera, 3-6 anni, 0-3. È una domanda complessa alla quale ad oggi ancora il Governo non ha risposto. E noi su questo vogliamo per l'ennesima volta ribadire questo concetto. Quindi chiariamo che non stiamo parlando dai 3-6 anni, ma stiamo parlando dai 2 ai 3 anni, 24-36 mesi. Detto ciò, all'assessore al bilancio la domanda, visto che l'emendamento è del Governo, quindi non è neanche né dell'opposizione né della maggioranza, ripetiamo, come mai questa differenza tra la scuola pubblica e la scuola privata? Grazie. Grazie onorevole Sunseri. E onorevole De Luca, a lei la parola. Ma semplicemente, nostra Presidente, premesso che per il futuro la prego, quando sospende la parola un deputato, a prescindere dall'intervento puntuale del collega Sunseri, di riprendere dando la parola a quel deputato a cui è interrotto, perché credo che sia corretto nella conduzione dei lavori d'Aula. Vedo che l'assessore Durano forse non ha capito che quando è in Aula deve posare il cellulare, poi con gli uffici si deve confrontare prima di venire in Aula. Onorevole De Luca, però non è che le regole le può imporre lei, che no, infatti vorrei che le imponesse lei. Infatti vorrei che le imponesse lei. Infatti vorrei che le imponesse lei, spiegandogli. Non c'è una regola che dice che chi è in Aula non può utilizzare lo smartphone. Però lei magari lo proponga all'assessore di confrontarsi con gli uffici prima, di riordinare le deleghe, assumendo magari appunto anche quelle alla famiglia, dopodiché viene con le idee chiare, con una relazione, dopodiché, Presidente, noi su questo chiediamo il voto segreto. Per cui glielo sto già dicendo adesso e chiediamo il voto segreto. Assessore Turano, se può chiudere in replica questa discussione e poi mettiamo in votazione l'emendamento. Così ci intendiamo. La competenza
relativa all'aiuto alla prima fascia degli asili nido, che va da 0 a 3 anni, è della famiglia. La competenza relativa ai ragazzi, ai bambini che hanno da 3 a 6 anni è della pubblica istruzione. Il capitolo fa riferimento al sostegno delle sezioni primavera. È stato da me utilizzato interamente per le sezioni primavera, che sono tutte private. Ci sono soltanto in Sicilia o 4 o 5 scuole pubbliche, tutto il resto sono scuole private. Chi si vuole assumere la responsabilità di non garantire l'assistenza a questa fascia di età lo fa liberamente, con un voto democratico su cui si pronuncia l'Aula. La volontà del Governo è quella di sostenere le sezioni primavera per i bambini che hanno da 3 a 6 anni, che sono garantite da iniziative private che noi sosteniamo con questo capitolo di bilancio. Grazie. Okay. Grazie Assessore. Mettiamo in votazione il Bill 14 del Governo. Il parere è favorevole da parte della Commissione, è favorevole da parte del Governo. L'onorevole De Luca chiede la votazione segreta, vediamo se è appoggiata. Apriamo. Sì. Verifichiamo i richiedenti se la verifica è appoggiata. La verifica è appoggiata. Ok. Mettiamo in votazione l'emendamento Bill 14 col parere favorevole della Commissione e del Governo. Chi è favorevole all'emendamento voti verde, chi è contrario all'emendamento voti rosso. La votazione è aperta. Tenete premuto il tasto, la votazione è chiusa. Bene, esponiamo la votazione. Favorevoli 22, contrari 33. L'emendamento è bocciato, respinto. L'emendamento Bill 17 è precluso. Andiamo avanti con, così come previsto dal decreto legislativo numero 118 del 2011. Colleghi, l'Assemblea procede all'approvazione dei singoli programmi all'interno di ciascuna missione, così come emendati. Si inizia dall'esame della missione 0, disavanzo finanziario. Si pone in votazione il programma 0, disavanzo finanziario, è approvato. Si passa all'esame della missione 1, servizi istituzionali, generali e di gestione. Si pongono in votazione i seguenti programmi come emendati. Programma 1, organi istituzionali, approvato. Programma 2, segreteria generale, approvato. Programma 3, gestione economica finanziaria, programmazione e provveditorato, è approvato. Programma 4, gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, approvato. Programma 5, gestione dei beni demaniali e patrimoniali, approvato. Programma 6, ufficio tecnico, è approvato. Programma 7, elezioni e consultazioni popolari, anagrafe Stato civile, approvato. Programma 8, statistiche e sistemi informativi, è approvato. Programma 10, risorse umane, è approvato. Programma 11, altri servizi, è approvato. Programma 12, politica regionale unitaria per i servizi istituzionali generali di gestione, è approvato. Esaurito l'esame della missione 1, si passa all'esame della missione 4, istruzione e diritto allo studio. Si pongono in votazione i seguenti programmi come emendati. Programma 1, istruzione scolastica, è approvato. Programma 2, altri ordini di istruzione universitaria, approvato. Programma 3, edilizia scolastica, approvato. Programma 4, istruzione universitaria, approvato. Programma 5, istruzione tecnica superiore, approvato. Programma 6, servizi ausiliari all'istruzione, approvato. Programma 7, diritti allo studio, approvato. Programma 8, politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio, è approvato. Esaurito l'esame della missione 4, si passa all'esame della missione 5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali. Si pongono in votazione i seguenti programmi
come emendati. Programma 1 valorizzazione dei beni di interesse storico è approvato. Programma 2 attività culturali e interventi diversi nel settore culturale è approvato. Programma 3 politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali è approvato. Esaurito l'esame della missione 5, si passa all'esame della missione 6, politiche giovanili, sport e tempo libero. Si pongono in votazione i seguenti programmi come emendati. Programma 1, sport e tempo libero è approvato. Programma 3, politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero è approvato. Esaurito l'esame della missione 6, si passa all'esame della missione 7, turismo. Si pongono in votazione i seguenti programmi come emendati. Programma 1, sviluppo e valorizzazione del turismo è approvato. Programma 2, politica regionale unitaria per il turismo è approvato. Esaurito l'esame della missione 7, si passa all'esame della missione 8, assetto del territorio ed edilizia abitativa. Si pongono in votazione i seguenti programmi come emendati. Programma 1, urbanistica e assetto del territorio è approvato. Programma 2, edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare è approvato. Programma 3, politica regionale unitaria per l'assetto del territorio ed edilizia privata è approvato. Esaurito l'esame della missione 8, si passa all'esame della missione 9, sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. Si pongono in votazione i seguenti programmi come emendati. Programma 1, difesa del suolo è approvato. Programma 2, tutela e valorizzazione e recupero ambientale è approvato. Programma 3, rifiuti è approvato. Programma 4, servizio idrico integrato è approvato. Programma 5, aree protetti, parchi naturali, protezione naturistica e forestazione è approvato. Programma 6, tutela e valorizzazione delle risorse idriche è approvato. Programma 8, qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento è approvato. Programma 9, politiche regionali unitarie per lo sviluppo sostenibile, la tutela del territorio e l'ambiente è approvato. Esaurito l'esame della missione 9, si passa all'esame della missione 10, trasporti e diritto alla mobilità. Si pongono in votazione i seguenti programmi come emendati. Programma 1, trasporto ferroviario approvato. Programma 2, trasporto pubblico locale approvato. Programma 3, trasporto per vie ed acque approvato. Programma 4, altre modalità di trasporto è approvato. Programma 5, viabilità e infrastrutture stradali approvato. Programma 6, politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità approvato. Esaurito l'esame della missione 10, si passa all'esame della missione 11, soccorso civile. Si pongono in votazione i seguenti programmi come emendati. Programma 1, sistema di protezione civile approvato. Programma 2, interventi a seguito di calamità naturali approvato. Programma 3, politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile è approvato. Esaurito l'esame della missione 11, si passa all'esame della missione 12, diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Si pongono in votazione i seguenti programmi come emendati. Programma 1, interventi per l'infanzia, i minori e per l'asilo nido approvato. Programma 2, interventi per la disabilità approvato. Programma 3, intervento per gli anziani approvato. Programma 4, interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale approvato. Programma 5, interventi per le famiglie approvato. Programma 6, interventi per il diritto alla casa è approvato. Programma 7, programmazione e governo della rete servizi sociosanitari e sociali approvato. Programma 8, cooperazione e associazionismo è approvato. Programma 10, politica regionale unitaria per i diritti sociali della famiglia è approvato. Esaurito l'esame della missione 12, si passa all'esame della missione 13, tutela della salute. Si pongono in votazione i seguenti programmi come emendati. Programma 1, servizio sanitario regionale finanziario ordinario corrente per la garanzia di LEA approvato. Programma 2, servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA approvato. Programma 4, servizio sanitario regionale di piano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi approvato. Programma 5, servizio sanitario regionale investimenti sanitari approvato. Programma 6, servizio sanitario regionale restituzione maggiori gettiti SSN approvato. Programma 7, ulteriori spese in materia sanitaria è approvato. Programma 8, politica regionale unitaria per la tutela della salute è approvato. Esaurito l'esame della missione 13, si passa all'esame della missione 14, sviluppo economico e competitività. Si pongono in votazione i seguenti programmi come emendati. Programma 1, industria, PMI e artigianato approvato. Programma 2, commercio, rete distributiva e tutela dei consumatori approvato. Programma 3, ricerca e innovazione approvato. Programma 4, reti e altri servizi di pubblica utilità è approvato. Programma 5, politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività è approvato. Esaurito l'esame della missione 14, si passa all'esame della missione 15,
politiche di lavoro e la formazione professionale. Si pongono in votazione i seguenti programmi come emendati. Programma 1 Servizio per lo sviluppo del mercato del lavoro approvato. Programma 2 Formazione professionale approvato. Programma 3 Sostegno all'occupazione approvato. Programma 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale approvato. Esaurito l'esame della missione 15 si passa all'esame della missione 16. Agricoltura, politica agroalimentare e pesca. Si pongono in votazione i seguenti programmi come emendati. Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare approvato. Programma 2 Caccia e pesca approvato. Programma 3 Politica regionale per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca è approvato. Esaurito l'esame della missione 16 si passa all'esame della missione 17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche. Si pongono in votazione i seguenti programmi come emendati. Programma 1 Fondi energetiche approvato. Programma 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche approvato. Esaurito l'esame della missione 17 si passa all'esame della missione 18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali. Si pongono in votazione i seguenti programmi come emendati. Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali approvato. Programma 2 Politiche regionali unitarie per la relazione con le altre autonomie locali approvato. Esaurito l'esame della missione 18 si passa all'esame della missione 19 e relazioni internazionali. Si pongono in votazione i seguenti programmi come emendati. Programma 1 Relazioni internazionali cooperazione e sviluppo approvato. Esaurito l'esame della missione 19 si passa all'esame della missione 20 fondi ad accantonamenti. Si pongono in votazione i seguenti programmi come emendati. Programma 1 Fondo di riserve approvato. Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità approvato. Programma 3 altri fondi approvato. Esaurito l'esame della missione 20 si passa all'esame della missione 50 debito pubblico. Si pongono in votazione i seguenti programmi come emendati. Programma 1 Quota interessi, ammortamento mutui e prestiti obbligazionari approvato. Programma 2 quota capitale, ammortamento mutui e prestiti obbligazionari approvato. Esaurito l'esame della missione 50 si passa all'esame della missione 60 anticipazioni finanziarie. Si pongono in votazione i seguenti programmi come emendati. Programma 1 restituzione anticipata di tesoreria è approvata. Esaurito l'esame della missione 60 si passa all'esame della missione 99 servizi per conto terzi. Si pongono in votazione i seguenti programmi come emendati. Programma 1 servizi per conto terzi partite di giro è approvato. Programma 2 anticipazione del sistema sanitario nazionale è approvato. Concluso l'esame dei programmi e delle missioni si passa alla votazione dell'articolo 2. Pongo in votazione l'articolo 2 con il relativo allegato così come emendato e posto in votazione. Chi è favorevole rimanga seduto, che è contrario si alzi. Approvato. Si passa quindi all'esame dell'articolo 3 allegati. All'articolo 3 ci sono alcuni emendamenti, li troverete nel tablet. Il 3.1 è inammissibile, il 3.3 è inammissibile, 3.2 è inammissibile, 3.4 è del Governo. Dov'è il Governo? 3.4 è un emendamento del Governo. Parere della Commissione. Favorevole. Parere del Governo, è un emendamento tecnico, il 3.4, colleghi. Parere del Governo? Favorevole. Parere del Governo? Favorevole, ok. Pongo in votazione l'emendamento 3.4, che è favorevole rimanga seduti, che è contrario si alzi. È approvato. Si passa alla votazione dell'articolo 3 con i relativi allegati, così come emendato, e posto in votazione. Chi è favorevole rimanga seduto, che è contrario si alzi. È approvato. Si passa quindi all'esame dell'articolo 4, totale generale del bilancio triennale. Ci sono degli emendamenti. 4.1 è inammissibile. 4.2 è inammissibile. 4.5 è inammissibile. 4.4 è inammissibile. 4.3 inammissibile. Abbiamo finito gli emendamenti che sono inammissibili per l'articolo 4, quindi pongo in votazione l'articolo 4, che è favorevole rimanga seduto, che è contrario si alzi. L'articolo 4 è approvato. Si passa quindi all'esame dell'articolo 5. Anche qui ci sono degli emendamenti sull'articolo 5. Il 5.1 è inammissibile, 5.3 è inammissibile, 5.2 è inammissibile. Abbiamo finito gli emendamenti dell'articolo 5, tutti inammissibili. Pongo in votazione l'articolo 5, chi è favorevole rimanga seduto, che è contrario si alzi. È approvato.
si sospende l'esame del disegno di legge del bilancio a legislazione vigente prima del voto finale per passare all'esame del disegno di legge 1030, legge di stabilità regionale 2026-2028. Colleghi, passiamo all'esame della legge di stabilità. Prendete la legge di stabilità e andiamo subito all'articolo 1. Prego, onorevole Catanzaro. Fascicolo sarebbe questo di qua, no? Fascicolo 1030, finanziaria, articolo 1, 14. Prego, onorevole Catanzaro. Andiamo poi subito all'articolo 1. Onorevole Catanzaro, a lei la parola. Presidente, io prima che Colleghi, i banchi del governo, cortesemente, soprattutto quando ci sono interventi, vanno lasciati liberi. Grazie. Prego, onorevole Catanzaro. Presidente, io sarò molto breve, però spero di essere abbastanza, diciamo, sintetico in quello che voglio dire. Ieri abbiamo detto al Governo, rispetto a quello che è la manovra della finanziaria e quindi i 134 articoli, il Governo come intende procedere, perché questa non è una finanziaria. Noi abbiamo iniziato l'esame in Commissione di merito e poi bilancio di un numero di articoli pari a 26-27. Siamo arrivati ad un numero davvero assurdo di 134 articoli, come ho detto ieri, di norme irricevibili. Dopodiché stiamo iniziando a votare dall'articolo 1, ma una parola da parte del Governo, in questo caso dall'assenza del Presidente della Regione in aula, noi la vogliamo sentire da parte dell'assessore al bilancio, perché siamo fermi a quello che deve essere il nostro l'esame degli articoli partendo dal primo articolo, però ancora non abbiamo capito il Governo come intende procedere. Grazie, onorevole Catanzaro. C'è l'intervento dell'onorevole Sunseri. Prego, onorevole. Grazie Presidente. Allora, in discussione generale lo avevo già preannunciato. Nel testo di legge della finanziaria, così come già detto dal collega Catanzaro, ci sono una serie di norme che non hanno natura finanziaria e, a che ci risulta, a meno che non mi è sfuggito qualcosa a me, la Presidenza ad oggi non ha stralciato le norme di natura ordinamentale. Avevo già detto in discussione generale che avrei presentato una questione pregiudiziale e sospensiva ai sensi del regolamento in merito agli articoli 25, 26 e 28 e 30 del disegno di legge, che fa riferimento alla materia delle aree cosiddette idonee dal decreto governativo. Quindi le deposito la questione pregiudiziale. Per noi, a prescindere da quello che decide o deciderà la conferenza dei capigruppo, la Presidenza in futuro sulla prossima cosa, quantomeno su questi articoli chiediamo che, uno, non sono stati trattati nella Commissione di merito, due, il decreto legge è stato pubblicato di recente, è ancora in conversione alla Camera e al Senato, quindi non comprendiamo perché dovremmo affrontarlo prima noi che addirittura gli organi preposti a farlo, e poi comunque intendiamo affrontarlo nelle commissioni di merito per discuterne certamente in maniera molto più approfondita di quanto ad oggi ci risulta praticamente zero, fatto sia in Commissione bilancio sia in aula. Quindi questa è la pregiudiziale. Onorevole Sunseri, intanto la presenti, che valutiamo poi l'ammissibilità o meno della pregiudiziale. Assessore Dagnino, lei vuole rispondere rispetto all'intervento dell'onorevole Catanzaro o andiamo avanti con gli emendamenti, con la trattazione degli emendamenti e dell'articolo 1? Mi dica, prego. No, dico, noi saremmo anche disponibili a trattare già adesso l'articolo 1,
Però dico perché non credo che vi sia, se ho ben capito, un motivo tecnico per cui non si possa iniziare a trattare gli articoli prima delle valutazioni sullo stralcio. L'ho già detto ieri che il Governo è disponibile a stralciare gli ordinamentali, naturalmente tenendo conto delle valutazioni della Presidenza dell'Assemblea in ordine alla eventuale estraneità dall'oggetto. Però credo che questo non osti, però mi si corregga che sbaglio, dal punto di vista regolamentare la trattazione degli articoli che comunque fanno parte del testo base. Comunque mi rimetto alle valutazioni della Presidenza. Prego, onorevole De Luca. Onorevole De Luca, prego. Ma Presidente, io, a parte che è facoltà della Presidenza a procedere allo stralcio e non del Governo, al massimo il Governo, una volta che viene incardinato, può chiedere che il singolo articolo sia estromesso. Ma il tema è, Presidente Di Paola, ancora dobbiamo votare il passaggio degli articoli, giusto? Dico, ancora dobbiamo votare il passaggio degli articoli? Lo abbiamo votato, onorevole De Luca. Quindi quando ero fuori Il passaggio degli articoli è stato votato perché è stato votato in maniera unica col bilancio. Prego. No, non mi risulta, Presidente Di Paola, però al netto di questo le vorrei evidenziare che la pregiudiziale avanzata dal collega Sunseri è esattamente questa. Ci si oppone, si ritiene pregiudiziale al passaggio degli articoli proprio perché tutta una serie di articoli, quelli ordinamentali, non possono stare nel testo della finanziaria, e questa è una questione che deve essere evasa da questa Assemblea prima di votare il passaggio degli articoli e non dopo. Per cui io le chiederei, Presidente, di sospendere l'Aula per consentire le valutazioni relativamente alla pregiudiziale. Grazie. Colleghi, c'è l'onorevole Cambiano che vuole intervenire, ma vi ribadisco che il passaggio degli articoli lo abbiamo. Prego, onorevole Cambiano. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Qui è una questione di metodo. Io innanzitutto sull'intervento e sugli interventi dei colleghi del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico non posso che concordare. Sul metodo, innanzitutto una domanda, considerato che sono un neofita dei lavori d'Aula e dei lavori parlamentari. Durante le sessioni di bilancio è possibile che vengano convocate le commissioni? Punto di domanda. Onorevole Cambiano, le commissioni non possono essere convocate contemporaneamente ai lavori d'Aula ed ovviamente non possono essere trattati testi nel frattempo che comunque c'è la seduta di finanziaria. Perfetto. Io sono componente della prima commissione, stamattina purtroppo, ahimè, la commissione era convocata allo stesso orario dei lavori d'Aula. E perché pongo questo tema? Perché domani è convocata la prima commissione per dare il parere sulle nomine, che sono quelle che purtroppo tengono unita questa maggioranza, però dalle commissioni di merito non passano quegli articoli che dovremmo quantomeno discutere e ce li troviamo assemblati in un testo in Aula. Quindi, Presidente, Governo, vi chiedo cortesemente di fare un'ulteriore riflessione rispetto alla pregiudiziale posta e rispetto alla richiesta fatta dai gruppi di minoranza per far sì che possiamo analizzare coscientemente il testo che ci viene sottoposto. Grazie.
Onorevole Cracolici, lei voleva intervenire? Nel frattempo, onorevole Cambiano, la Commissione, visto che non avete trattato dei disegni di legge, può essere convocata se autorizzata. Suppongo che il Presidente della Commissione prima era autorizzato, non lo so, dalla Presidenza dell'Assemblea. Dico, chiaro che se c'è stata l'autorizzazione da parte della Presidenza dell'Assemblea... Prego, onorevole Abbato. L'orario era coincidente oppure no? Per chiarire, l'orario non era coincidente, quindi. E anche domani non sarà coincidente, perché io ci sono alcune scadenze e devo per forza andare avanti. Chiarito. No, un attimo, colleghi, perché altrimenti diventa un dibattito. Onorevole Cracolici. Era di che stiamo parlando? Che tu fece la commissione mentre c'era l'aula? Chi è? La convocazione è sul sito, l'orario è sul sito, quindi lo possiamo verificare. Onorevole Cracolici. No, io intervengo come al solito per porre un tema di procedura, perché come al solito poi si creano equivoci precedenti, no, ma si è fatto già in Allora, noi abbiamo due testi, con numerazione distinto l'uno dall'altro. Ora io non ho nulla in contrario che l'Aula stasera esamini l'articolo 1 del testo e quindi così come si era in qualche modo condiviso un percorso. Ma il passaggio agli articoli, fermo restando che il Presidente si assuma poi, con l'accordo di tutti, la valutazione del testo per consentire di avere un ulteriore approfondimento sul testo rispetto a eventuali stralci, il passaggio agli articoli va votato, non si vota in blocco. Quindi le chiedo di votare il passaggio agli articoli, per quanto mi riguarda mi impegno a consentire l'esame dell'articolo 1, così come si è in qualche modo condiviso, ma evitiamo forzature, diciamo, regolamentari. Assolutamente sì, non è un problema. Io avevo posto in votazione entrambi i passaggi. Lo rifacciamo, dico, non è assolutamente non è un problema, evitiamo qualunque tipo di dubbio o discussione. Pongo in votazione il passaggio degli articoli sulla legge di stabilità. Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Va bene, così evitiamo qualunque tipo di problematica o di discussione. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e andiamo direttamente all'emendamento 1.12. 1.12 soppressivo. Se ci sono interventi o iscritti a parlare, io man mano li segno e faccio intervenire. È iscritto a parlare sull'articolo 1 l'onorevole De Luca, poi l'onorevole Safina. Prego, onorevole De Luca, a lei la parola. Grazie Presidente. Signor Presidente della Regione, Governo, colleghi deputati. Per quanto riguarda tutte le forme di automatismo che sono collegate a finalizzare l'aumento dell'occupazione e degli investimenti, come ho avuto già modo di precisare in Commissione Bilancio, sono non solo a favore, ma auspico che si vada in questa direzione anche rispetto all'utilizzo di altri fondi extraregionali. Sull'articolo 1 e l'articolo 2 questo Governo ha fatto una grande scommessa. Ci sono risorse importanti, già solo l'articolo 1 di cui stiamo discutendo pesa 150 milioni di euro. E voglio collegare questo articolo, Assessore Dagnino,
anche un altro aspetto che ci ha visto contrapposti su quella che è la visione della ZES. Io le ho sottoposto una mia visione e le ho anche spiegato perché oggi la Regione Siciliana può giocare una partita storica rispetto alle altre regioni, utilizzando già un sistema esistente e prevedendo una norma di buonsenso che, alla luce di quelle che sono le compensazioni che sono state ufficializzate dall'Agenzia delle Entrate, ha mortificato le aspettative degli imprenditori in Sicilia, i quali hanno fatto quasi 800 milioni di euro di investimenti, con una compensazione massima prevista dalla legge che va al 60% per i piccoli imprenditori, al 40% per i medi e grandi imprenditori, e alla fine, per una questione di carenza di risorse, si sono trovati con un riconoscimento che è per il 36% rispetto al 60% per i piccoli imprenditori e quasi al 20% per la media e le grandi imprese. Questo governo, se vuole semplificare e accelerare la spesa, deve fare queste scelte di automatismo, perché già quelli che sono risultati che noi stiamo verificando sotto il profilo di bandi che riguardano la destinazione di risorse per finalità ben precise, il collegamento rispetto ai target stabiliti purtroppo è lontano da quelli che sono i risultati sperati. Rispetto allora all'articolo 1 voglio essere chiaro, ma preciso anche un fatto. Io ancora non ho chiaro qual è la cornice generale di questa legge di stabilità. Quindi è ovvio che posso valutare positivamente l'articolo 1 perché è consono alla mia visione degli automatismi. Posso anche valutare positivamente l'articolo 2 perché è in quest'ottica. Però, Presidente della Regione e Assessore Dagnino, mi dovete consentire, io per fare una valutazione complessiva della legge di stabilità che è uscita dalla Commissione bilancio, anche col mio voto di cui io ho anche una responsabilità, devo capire il quadro complessivo e strategico di questa legge di stabilità, se c'è e qual è. Perché ad oggi siamo ai titoli di coda che sono riferiti alla stampa, e i titoli di coda sono della legge di stabilità che, per come è uscita nella Commissione bilancio, sembra che avrà una serie di modifiche, e quindi io vorrei capire il mio voto in Commissione bilancio quanto è valso, e di conseguenza che ha la responsabilità politica che io mi sono assunto in quella Commissione bilancio con una valutazione complessiva del provvedimento. Quindi sull'articolo 1 il gruppo Sud Chiama Nord già esprime la sua valutazione positiva, perché è per incentivare gli automatismi e non provvedimenti che passano attraverso bandi e attraverso procedure che poi si scontrano con una burocrazia spesso non all'altezza di mantenere i tempi invece del mondo delle imprese, e che purtroppo ha dimostrato già di infognare iniziative valide anche votate da questo Parlamento, ma che ancora a distanza di qualche anno non hanno trovato una oggettiva ed obiettiva compimento. Quindi chiudo il mio intervento già ufficializzando il voto di Sud Chiama Nord in modo positivo sull'articolo 1. Grazie onorevole De Luca. C'era l'onorevole Safina, prego. Grazie Presidente. Onorevole Schifani, Presidente, durante i lavori della Commissione bilancio e l'esame di questo articolo, le opposizioni hanno manifestato sostanzialmente hanno espresso un segnale che è stato chiaro, quello di dire: noi non siamo contrari in quanto tale a questa norma. Addirittura abbiamo anche detto apertamente che il testo rispetto alle versioni precedenti è sicuramente migliorato, è più chiaro, le esclusioni, e abbiamo provato a collaborare alla stesura di questa norma per venire incontro a quelle che sono alcune esigenze sentite dai siciliani e dalle siciliane, che comunque riguardano criticità del nostro mercato del lavoro.
sono di oggi, i dati che confermano quello che noi più volte abbiamo detto in quest'Aula: bassi salari. Più del 50% dei lavoratori siciliani hanno un salario non superiore a 15.000 euro. Il problema della sicurezza: la Regione siciliana è l'unica che non riesce a invertire il trend degli infortuni sul lavoro e purtroppo anche delle cosiddette morti bianche. E allora noi non abbiamo detto no. Lei più volte durante la discussione della mozione di sfiducia ci ha accusato di aver detto che noi siamo i partiti del no, che non abbiamo a cuore il destino della nostra Regione. Ebbene, Presidente, e peraltro su questo rammento c'era anche l'onorevole Caronia, mi pare che posso confermare, c'è anche l'onorevole Caronia che si è fatta sostenitrice delle nostre proposte, ne aveva anche una analoga, perché bisogna dare sempre a Cesare quel che è di Cesare. E noi abbiamo proposto dei miglioramenti e l'assessore Dagnino si era mostrato disponibile a discutere in Aula delle modifiche migliorative di questa norma che tenessero conto della nostra proposta. E qual è la nostra proposta, Presidente? È quella di prevedere un miglioramento dell'incentivo. Voi prevedete un incentivo nel testo base al 10% sul costo del lavoro. Noi vorremmo proporre, e vi proponiamo, sapendo che si può discutere e che si possono trovare anche vie di mezzo nella discussione quando si parla della qualità del lavoro e della capacità assunzionale delle nostre imprese. Noi abbiamo proposto però di aumentare il contributo, l'abbiamo fatto insieme ai gruppi dell'opposizione, al 15% per quelle imprese che introducono forme di welfare aziendale, che a parità di salario riducono l'orario di lavoro e che prevedono investimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Questo perché? Perché in generale riteniamo che una delle questioni, soprattutto in una regione in cui le donne inoccupate e le donne che rinunciano a cercare lavoro sono la maggior parte, poter dare la possibilità di coniugare meglio i tempi di lavoro con i tempi di vita sia una soluzione del problema. Può essere una soluzione al problema. Diciamo alle imprese di guardare a questo aspetto, quindi guardiamo all'incentivo non solo sotto il profilo dell'impresa, che va bene, ma lo vogliamo guardare anche sotto il profilo della qualità della vita dei lavoratori. Quindi io inviterei il Governo, piuttosto che a una votazione frettolosa dell'articolo 1 rispetto al quale può esserci l'accordo di tutti, di andarlo a riscrivere per venire incontro a quelle che sono le questioni che le opposizioni hanno posto e che penso non abbiano un carattere, diciamo, divisivo, ma anzi la volontà di trovare una soluzione per migliorare uno standard dove la Sicilia potrebbe essere addirittura antesignana. Quindi io vi invito a riflettere sulle questioni che noi abbiamo posto e a dialogare un attimo su un testo che possa vederci tutti d'accordo. Grazie onorevole Safina. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Cracolici. C'è combattere chi ci munite. Presidente, questa norma ripete una norma che abbiamo già fatto e che non ha funzionato. L'ho detto. Che è successo? A me? Colleghi, prego onorevole Cracolici. Dicevo, questa norma ripete per grandi linee una norma che abbiamo approvato nel primo anno di governo Schifani, annunciata come una norma, diciamo, che avrebbe cambiato le sorti dell'occupazione in Sicilia, e per 3 anni l'abbiamo lasciata appesa senza utilizzare un solo euro, anche lì dei 50 milioni l'anno che avevamo previsto per quella norma.
E questo per una ragione. Io l'ho detto all'assessore, lo ripeto al Presidente della Regione, che vorrei che ascoltasse, visto che è in aula, Presidente, ci dia il piacere di vederla seduta ad ascoltare, visto che difficilmente la vediamo in questo Parlamento. Reitero la premessa. Questa norma di fatto riscrive la norma che lei nel primo anno del suo mandato come Presidente di questa Regione aveva varato a favore delle imprese per consentire un contributo sul costo del lavoro. Erano previsti 50 milioni di euro per ogni anno, 50 milioni di euro che sono diventati un tesoretto che di anno in anno utilizzavamo per fare altre cose. Ora viene fatta questa norma che addirittura triplica la copertura finanziaria per 150 milioni per un triennio, prevedendo il 10% di contributo alle imprese sul costo del lavoro. Ora, premesse le cose che diceva Safina a proposito di come anche specializzare eventuali sostegni alle imprese che possano anche consentire di innovare anche il modello di fare impresa, quindi dal welfare aziendale ai temi che sono stati qui detti e che io non ripeto, io mantengo una preoccupazione. Siccome queste norme sono sotto la spada di Damocle degli aiuti di Stato, che succede? No, c'era un dibattito con un telefono. Colleghi. E siccome gli aiuti di Stato, come si sa, hanno un limite di utilizzo da parte degli enti dell'autorità pubblica, Stato, regioni, comuni, diciamo, le varie forme di contribuzione che possono agire sui privati, entro un limite previsto con dei massimali a secondo alcune tipologie di impresa. La mia preoccupazione è che noi stiamo facendo una norma che rischia di essere ancora una volta una norma manifesto, che crea un'attesa ma che genera, come dire, una delusione. Perché se io fossi componente dell'associazione degli industriali piuttosto che degli artigiani o delle associazioni del commercio, direi viva quest'articolo 1. La preoccupazione è che però una volta che dico viva l'articolo 1, il problema è come la si applica questo articolo 1. Che facciamo un conto, una simulazione. Fatto una media di 50.000 euro il costo del lavoro tra reddito trasferito, oneri contributivi, che sono circa il 34% del costo del lavoro, noi pensiamo di dare 5.000 euro di fatto all'anno a un'impresa, per ogni lavoratore. Cioè stiamo prevedendo che un'impresa che aumenta di 10 unità, che sarebbe un successo clamoroso, perché secondo la stima di questa e la capienza finanziaria arriveremmo a circa 25-30.000 possibili nuove assunzioni in Sicilia, che sarebbe, come dire, tutta salute per l'economia, per la Sicilia stessa. Però siccome noi non abbiamo un tessuto imprenditoriale o abbiamo un tessuto della microimpresa, quindi il famoso posto di lavoro in più, o abbiamo la media impresa, non abbiamo grandi imprese, ma pensare di avere una possibilità di crescita di 10 unità su un'impresa significa 50.000 euro l'anno. Questi aiuti si sommano agli aiuti che poi, come sistema regione, mettiamo in campo, ad esempio, con l'IRFIS, il prestito alle aziende per
le attività a costo no, sono cumulabili, sono aiuti di Stato, quindi sono gli interessi che non si pagano, una quota di fondo perduto. Qual è la preoccupazione? Premesso che sono d'accordo su questo articolo, ma la preoccupazione è che noi stiamo facendo una norma che poi difficilmente potrà, perché dovremo andare a fare il conto della serva per tutti gli aiuti che la singola impresa riceve in varie forme, PNRR, nelle varie modalità. Allora la mia domanda è una, Presidente, ma perché noi non agiamo con la strada maestra? Noi eravamo una regione dove avevamo, come dire, prima che il governo cancellasse la specialità delle regioni del Mezzogiorno sui diciamo, gli aiuti per le imprese che operano nel Mezzogiorno, la contribuzione Sud, quella procedura era stata notificata a Bruxelles ed era stata autorizzata da Bruxelles. Ma perché non scegliamo la via maestra di avere una procedura di notifica che ci consenta di superare il regime de minimis, che costituirà una forma di difficoltosa applicazione? Forse faremo la fortuna di qualche studio di commercialisti, ma sostanzialmente sarà materia per commercialisti, non per il singolo imprenditore, che rischia, una volta approvata questa norma, di determinare questa incertezza di applicabilità, per cui l'impresa non assume perché non ha la certezza che questi contributi gli arriveranno e siccome non ha assunto i contributi non gli arriveranno. Risultato, questa norma, così come quella del 2023, sarà sostanzialmente disapplicata. Il tema è questo. Perché non si sceglie la strada maestra della notifica come regime di aiuto speciale per l'insularità, per tutte quelle caratteristiche della nostra isola, che possa consentire di avere una via semplificata, e mi auguro che, così come è previsto, che addirittura si sottoscrive una convenzione con l'Agenzia delle Entrate perché l'automatismo sia automatismo, altrimenti non saprei come si dovrebbe, gli mandiamo l'assegno alla singola azienda, mi pare complicato. Quindi mi auguro che la procedura dell'Agenzia della Convenzione, ma anche quella procedura probabilmente rischia di intoppare se trattasi di aiuto che supera il de minimis previsto dal regime comunitario o meno. È un tema che ho posto all'assessore, l'assessore Adagnino. Ma tu mi fai domande... Onorevole, se può andare... Sono serie, Onorevole, è indisciplinato. Se può andare a conclusione, onorevole. No, ho finito. Quindi la questione di fondo sull'articolo 1 è proprio questa. Quindi per me tutta salute che si faccia una misura di sostegno alle imprese per creare nuova occupazione, ma a condizione che questa misura funzioni, perché per 3 anni ci siamo presi in giro in Sicilia. Grazie onorevole Crecolici. Ha chiesto di intervenire l'onorevole De Leo. Prego. Onorevole. Grazie Presidente. Si voleva intervenire sull'articolo 1 perché, come ho avuto modo di dire ieri nel mio intervento, questo è uno di quegli elementi più condivisibili di questa legge di stabilità e io, che sono componente della Commissione Attività Produttiva, ho avuto modo di affrontare il tema in Commissione, ho avuto modo di affrontare insieme al Presidente, insieme a tutti i componenti, una serie di audizioni che riguardavano questo tema, ma soprattutto che riguardavano purtroppo, ahimè, anche crisi aziendali che hanno portato anche al licenziamento dei lavoratori, per esempio il caso Cargill e tanti altri che hanno investito e hanno toccato la provincia di Messina.
Credo che però questo intervento di incentivo alle assunzioni a tempo indeterminato sia un intervento giusto e prendo favorevolmente visto che abbiamo avuto modo di discutere in Commissione con l'assessore Dagnino, che non si è fatto l'errore di inserire che rientravano le imprese che avevano sede legale presso la Regione Siciliana, ma in questo caso è stato inserito anche le sedi operative, perché quello avrebbe portato a un taglio enorme delle imprese che potevano accedere a questo aiuto. Io immagino, Assessore, poi non so se lei mi vuole rispondere, che sull'investimento di questi 150 milioni ci sia stato uno studio su quali effetti, quante assunzioni più o meno produrrà questo intervento, questa misura, e quali settori toccherà in modo più incisivo, oltre chiaramente a quali effetti occupazionali reali avremo da questo intervento. Io però, Assessore, le volevo chiedere maggiore attenzione quando analizzeremo gli eventuali emendamenti, perché l'entità dell'incentivo, quindi la quota di contributo del 10%, secondo me rischia di essere poco incisiva, e quindi se ci sono margini per poter aumentare questa percentuale ritengo che vada valutata, come credo che ci sia un altro elemento importante che bisogna valutare, che è quello anche delle trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato per quei lavoratori che già svolgono attività presso l'impresa. Io ora ho visto che possibilmente ci sono degli emendamenti che vanno in questa direzione, quindi le chiedo di analizzarli in modo tale da poterli approvare. Grazie. Grazie onorevole De Leo. C'è l'intervento adesso dell'onorevole Sunseri. Prego, onorevole. Interrompa. Abbiamo il piacere di condividere a volte delle idee essendo vicini di banco. Allora, intanto mi dispiace dovermi rivolgere al Presidente della Regione, ma l'assessore non c'è, nel senso che il posto è vacante, però le deleghe sono del Presidente della Regione. L'assessorato è famiglia. Famiglia. No, famiglia e lavoro. Famiglia e lavoro. Chi dove? Non è che... Allora, intanto secondo me la prima domanda da fare, e faccio riferimento a quanto giustamente detto dall'onorevole Cracolici, è quei 50 milioni per 3 anni stanziati nella prima finanziaria del governo sono stati spesi? Quella misura ha funzionato? Quella misura ha prodotto dei risultati? Possiamo capire se effettivamente quelle risorse che soltanto sono state osannate sui social, sui giornali, perché da quello che ci risulta è che quelle risorse non sono state spese ed erano 50 milioni l'anno per i 3 anni successivi. Adesso qui rilanciamo, siamo a 150 milioni di euro e onorevole De Luca, io ho condiviso pienamente il suo intervento e condivido anche l'approccio che lei ha posto. Il problema è che il comma 6 dice l'esatto opposto di quello che lei ha detto. Cioè il comma 6 dice che le disposizioni sono stabilite dal Presidente della Regione. Io un iter così farraginoso in 8 anni che sono deputato non l'avevo mai visto. Sono stabilite dal decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per la famiglia e per il lavoro, di concerto con l'assessore al bilancio, visto il parere della commissione pertinente. Picciotti miei, solo a fare questo percorso ci stiamo 6 mesi, solo per questo percorso ci stiamo 6 mesi. Cioè prima di iniziare a discutere se queste risorse arriveranno mai alle aziende, dobbiamo ascoltare la commissione di merito, che di concerto con l'assessore al bilancio, che non si capisce che c'entra a sto punto, deve concordare la procedura, poi il decreto del Presidente della Regione, ascoltato l'assessorato al lavoro. Io vi invidio, perché vuol dire che effettivamente questa Regione funziona molto meglio di come la lasciamo intendere, ma oggettivamente non si può leggere. Se vogliamo sburocratizzare e accelerare la spesa, questo è l'esatto opposto di quello che il Governo si pone di fare. Allora io, prima di entrare nel merito, pur condividendo l'obiettivo e
perché secondo me è veramente di buon senso aiutare in questo caso le assunzioni. Ma la prima domanda che mi pongo è: la misura precedente, che è quella che tra l'altro avevo anche votato, io lo ricordo, seppur avevo delle perplessità sull'utilizzo di quelle risorse, non le nascondo che la votai perché mi avevate convinto, ma a distanza di 2 o 3 anni i risultati mi dicono essere assolutamente insoddisfacenti. Allora, siccome lo stiamo incrementando e stiamo aggiungendo delle altre cose, vorremmo capire i risultati ottenuti e se effettivamente hanno prodotto dei risultati che possono essere come dire, condivisibili. Io sarò il primo a votarla perché la ritengo assolutamente utile, addirittura incrementando le risorse. Certamente i passaggi burocratici sono l'esatto opposto di quello che immaginiamo di un processo più veloce e più snello. Grazie. Grazie onorevole Sunseri. Nel frattempo, onorevole Sunseri, dico che la pregiudiziale questa Presidenza la ritiene inammissibile. Si può direttamente poi votare, quando ci saranno gli articoli, si andrà a votare direttamente l'articolato e ovviamente voi potrete votare in maniera contraria e chi vuole in maniera favorevole. Andiamo a questo punto all'esame. L'onorevole Di Pasquale. Prego, onorevole Di Pasquale. La riscrittura dopo che ci sono tutti gli interventi, è chiaro, perché ci sono le cose tue, le cose mie, le cose di tutti. Allora, e infatti, signor Presidente della Regione, assessori, colleghi parlamentari, Presidente, la norma è una norma interessante. C'è una norma interessante che può rappresentare veramente un volano per l'occupazione, può dare un contributo, forse sono pochi i soldi, però sicuramente la norma, con le riflessioni che hanno fatto i colleghi, con gli aggiustamenti che hanno fatto i colleghi, è una norma da finanziaria, cioè proprio, la considero una norma strutturale. Ci sono 2 riflessioni che voglio farle, Presidente, così se pensiamo noi di fare una riscrittura e se possono essere condivise di aggiungerle. Una riguarda, allora, questa norma si pensa di dare un contributo del 10% ai lavoratori, alle imprese, scusate, che assumono lavoratori a tempo indeterminato nel territorio siciliano. Allora, c'è una cosa che secondo me però va scritta in maniera diversa. All'inizio noi scriviamo: riconosce i datori di lavoro, operatori economici del settore privato che abbiano almeno una unità produttiva ubicata nel territorio siciliano. Secondo me noi dobbiamo specificare meglio in questo comma che comunque per le unità lavorative che sono fuori non percepiscono risorse. Attenzione, perché così come è scritta la norma, il datore di lavoro che ha un'unità operativa in Sicilia percepisce il 10% per i lavoratori che assume per la sede in Sicilia. Ma così come è scritta la norma non esclude la possibilità del beneficio per quelle assunzioni fatte fuori dal territorio. Allora, secondo me, siccome io sono convinto che la pensiamo tutti nello stesso modo, specificare meglio questo passaggio, che comunque il contributo va solamente per quelle assunzioni che vengono fatte nel territorio siciliano e per quella sede. Quindi questo era un suggerimento, una riflessione che io volevo fare con l'Aula e volevo fare con lei, Presidente, che se condivisa può essere inserita nella riscrittura e ci mette in condizione di evitare questo problema che secondo me c'è, perché la norma è scritta così, io che ho diverse sedi e devo fare diverse assunzioni, comunque la presento per tutte le mie sedi. L'altra riflessione riguarda una cosa. La norma prevede
questo contributo per tutti i lavoratori. Quell'imprenditore che assume un lavoratore ha il 10%. Secondo me è l'occasione di dare un minimo di attenzione a quello che è il mondo femminile, alle donne, Presidente. Secondo me lo potremmo fare, cioè dire nella norma che il lavoratore, che l'impresa che assume un lavoratore donna, una lavoratrice, non ha il 10%, ma si aggiunge il 5% e quindi va al 15%. Non cambia nulla nell'impostazione, e però diventa un segnale bello, forte, che può dare il Parlamento. Questi erano solamente, Presidente, i 2 suggerimenti che io volevo darle nella riscrittura, fermo restando anche la possibilità di aumentare. Io le dico, Presidente Schifani, che non mi scandalizzo, Presidente, non mi scandalizzo se noi aumentiamo questo fondo. Assolutamente. Sì, però sono 2 segnali che portano, non ci scombussano. No. Una ci mette in condizione di evitare poi discussioni dopo con gli imprenditori, l'altro è un segnale che diamo alle donne, al mondo delle donne concreto, che mette in condizione appunto di poter quel 5% in più per chi assume le donne. Quindi io penso che questo no che noi ci assegniamo, io penso che questo articolo con questi aggiustamenti si può portare non il voto segreto, ma si porta il voto favorevole di tutti quanti noi. Grazie onorevole Di Pasquale. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Abbate. Prego onorevole. Grazie Presidente. Presidente Schifani, questa è una sicuramente delle norme, degli articoli più importanti di tutta questa manovra. Un articolo che va nella direzione di sostenere direttamente quella che è la spesa del lavoro, caro lavoro, per quanto riguarda le imprese che sappiamo in questo momento molto sono in difficoltà per questo. Quindi abbattere anche del 10% il costo del lavoro per le aziende diventa qualcosa di importante, quando a livello nazionale si fanno provvedimenti per unità molto più piccole, l'1, 2, 3% del costo del lavoro. Come gruppo abbiamo individuato due situazioni che potrebbero essere corrette, o quantomeno per aiutare, per essere ancora più fattiva e più specifica questa norma. Per quanto riguarda quello che ha detto il collega Di Pasquale, che dobbiamo stare attenti, che gli assunti devono essere in Sicilia, al comma 2 già è stabilito così, che va soltanto a chi ha sede assunta nella sede operativa in Sicilia, già è specificato. Però una cosa dobbiamo stare attenti, che sarebbe importante dire che l'assunto deve essere residente in Sicilia, perché ci potrebbe essere l'azienda, che l'azienda si trova, è un'azienda ubicata di Milano, fa una sede operativa in Sicilia, si porta il personale o assume personale di Milano, viene a prendere l'incentivo lo stesso e non prende il siciliano. E quindi mettere un incentivo dicendo che l'assunto deve essere residente in Sicilia, quantomeno ti porti la residenza in Sicilia e diventi residente siciliano, quindi della Sicilia, rispetto di almeno di un anno, cioè andare ad incentivare l'assunzione di un siciliano e quindi di una persona qualificata che è residente in Sicilia almeno di un anno. Un'altra cosa importante che già aveva detto l'assessore Dagnino, se mi sente, scusi assessore Dagnino, una questa della residenza in Sicilia di almeno un anno delle persone che vengono assunte, l'altra per quanto riguarda un comparto che è stato escluso da questo. Noi abbiamo detto che il comparto agricolo viene ad essere escluso così in toto e tutto il comparto agricolo. Sappiamo che il comparto agricolo, all'interno del comparto agricolo c'è anche l'agroindustria, c'è per quanto riguarda tutta la trasformazione, che sicuramente, anche se va in deroga col de minimis, un altro de minimis rispetto a quello che abbiamo indicato in questo momento nella norma, ma penso che quel tipo di attività industriale che però entrano in quel comparto agricolo meritano di essere supportati, perché sono una parte importante dell'economia siciliana. Quindi a escludere tutto il comparto agricolo, ma non individuando soltanto il personale a tempo determinato, l'OTD è giusto che non abbiano aiuto perché ricevono già gli aiuti, ma il personale a tempo indeterminato
determinato, specialmente nell'agroindustria, è un peccato non metterla all'interno di questa norma, che è importantissima e può aiutare tantissimo la trasformazione, che sappiamo che siamo deficitari rispetto a prodotti che partono dalla Sicilia, vanno a nord, vengono trasformati a nord e vengono riportati in Sicilia per il consumo. Quindi aiutare anche quelle aziende che investono, e quindi il personale di quelle aziende sarebbe importante inserirlo. Quindi queste due raccomandazioni da parte del nostro gruppo: uno su quanto riguarda i beneficiari assunti devono essere residenti almeno di un anno, si stabilisce quanto, in Sicilia, e l'altro che una parte del comparto agricolo, specialmente l'agroindustria e la trasformazione, possono ricevere questi aiuti, perché è un comparto che deve essere sostenuto e deve essere valorizzato per evitare che i nostri prodotti vanno a nord, trasformati a nord e ritornano in Sicilia, creando un danno all'economia siciliana. Grazie onorevole Abbate. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Tamarchio. Signor Presidente, io intervengo solo per porre all'Aula qualche riflessione. Non ritengo di esagerare nel definire questa misura rivoluzionaria, e credo che sia la misura, anche perché l'articolo 1 e quindi è l'articolo di partenza, credo che sia la misura che ci possa consentire anche di partire con il piede giusto su questa legge di stabilità. Ma vorrei riportare la discussione su quello che secondo me è il tema fondamentale, quello che è il cuore di questa misura. Io non credo che abbiano accolto questa misura tutte le associazioni di categoria fuori da questo palazzo con favore, cito tra tutte Confindustria, ANCE, ma tante altre. Non credo che l'abbiano accolta con favore perché ritengono che ci siano aziende che attendono questa misura per assumere qualcuno, o che attendono questa misura per decidere se aprire o meno in Sicilia una propria azienda, perché non c'è nessuna azienda fuori di qui che attende questa misura per assumere, nonostante sia una misura che possa giovare a circa 40.000 unità. La verità è che un'azienda nella propria valutazione decide di fare imprese in Sicilia sulla base di un proprio business plan, di una propria valutazione. Però il messaggio che si dà con questa norma, che il governo Schifani ha fortemente voluto, vale molto più dello sgravio di 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 euro del 10% del 15%, perché è un messaggio di fiducia che le istituzioni lanciano a chi è fuori da qui. Il mondo delle imprese è un mondo che ha bisogno di fiducia e che ha bisogno di capire e di sapere che fare impresa in Sicilia conviene, e questo messaggio noi lo mandiamo anche attraverso l'approvazione di questa norma. E credo, avendo letto molti degli emendamenti che sono stati presentati dalle opposizioni, penso alle riflessioni che poc'anzi portava avanti l'onorevole Di Pasquale, penso che ci siano molte proposte che l'opposizione ha fatto che vadano nella direzione del miglioramento di un testo. Alcune sono state fatte anche dalla maggioranza, e quindi ritengo che con questa norma, con l'approvazione di questa norma corretta, migliorata anche dalle proposte dell'Aula, si possa partire col piede giusto. Ma ritengo che sia una norma che vada approvata perché, come dicevo poc'anzi, il messaggio che lanciamo fuori da questo palazzo al mondo produttivo, al mondo delle imprese, è un messaggio di grande fiducia, è un messaggio che dice a chi ci osserva fuori da qui: fare imprese in Sicilia si può, fare imprese in Sicilia conviene, fare imprese in Sicilia è possibile. E penso che il mondo produttivo, più che di sgravi, di cui sicuramente necessita perché poi l'economia la fa da padrone, ma abbia soprattutto bisogno di questo tipo di messaggio. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Schillaci. Prego, onorevole. Onorevole Schillaci. Deve intervenire, onorevole Schillaci. Prego, onorevole Catanzaro. Grazie Presidente, sarò breve. Ritengo che questa norma, insieme altre 2 o 3, sono le norme edificanti rispetto al testo della finanziaria presentato dal Governo. Mi sembra che di interventi ce ne sono stati
da parte dei colleghi di maggioranza ed opposizione e siccome è un articolo abbastanza corposo con molteplici emendamenti, io direi che i colleghi stanno consegnando alcuni emendamenti modificativi, aggiuntivi. Secondo me, Presidente Di Paola, potremmo eventualmente sospendere un quarto d'ora, 20 minuti, cercare di collazionare quello che è il possibile, diciamo, un lavoro per dare un senso con le sollecitazioni che arrivano da parte dei colleghi e a quel punto poter approvare questo articolo. Io ritengo che un quarto d'ora in merito a quello che sono le sollecitazioni che arrivano si riscrive per quello che è, si fa in modo di ritirare tutto quello che sono gli emendamenti soppressivi, si fa questo lavoro, si prende l'articolo e a quel punto potremmo, come dire, se funziona l'articolo potremmo farlo Va bene, onorevole approvare. Catanzaro, io accolgo la sua richiesta. Per fare una sintesi sospendo l'Aula per 15 minuti. L'Aula è sospesa.